Intanto partita questa prova in corsia 4, corsia centrale Elena Pravato, la campionessa italiana giovanile in carica dei 200 e 400 stile libero. Ai criteri di Riccione per lei l'argento negli 800, il bronzo dei 400 misti, ma soprattutto la vittoria dei 200 stile libero a son di miglior prestazione della manifestazione, 2.03 e 74, nuotato ai criteri allo scorso anno, dunque nessuna italiana veloce come lei alla sua età. Una palmarès importante ai criteri che le ha regalato la convocazione in nazionale giovanile. Ha partecipato alla Coppa Komen con 2 vittorie, quella dei 400 stile libero e della 4x200 stile libero, il bronzo poi nei 200 stile. All'Energy Standard Cup anche in quell'occasione 3 vittorie, 200, 400 stile libero e la vittoria della 4% stile per la Pravato. Pravato 1.01.84 a distanza, un passaggio più veloce rispetto all'1.02.47 di Alessia Cielo. Davanti la Pravato in un rapporto virtuale 1.34,73 il suo passaggio ai tre quarti. La Cielo aveva virato in 1.36,37. Più grande di un anno, Pravato classe 2002, Cielo classe 2003, dovrebbero essere i migliori tempi di qualificazione dei 200 stile libero femminili ragazzi. Andiamo a vedere l'epilogo sui passi del primato del meeting. La Pravato 2.06,79, dunque spodesta Diletta Carli dal record della manifestazione e lo fa direttamente in qualificazione. È il secondo primato di questa mattina, firmato Elena Pravato, rosa blu. Yeah.